Allora, avevo tolto la parola a Luigi Sposato, che devo domandare qualche cosa a Alessandro. Io credo che ci siano due livelli per affrontare la problematica. Uno generale, che è quello legato alle norme sulla gestione dei profughi a livello nazionale e internazionale, no? È la nostra politica nazionale che, come si è detto, dovrebbe intervenire, e questo è un ambito. Poi c'è l'ambito prettamente locale. E nella nostra discussione è emerso in qualche passaggio che comunque in ambito locale c'è stata anche qualche buona gestione da parte di questi profughi. Per buona gestione intendo un utilizzo, intendo come dire, un governo della problematica, ecco, più che gestione, un governo della problematica accettabile, passatemi sto termine, ecco. Mi è sembrato che, ecco, secondo lei, Gallinaro, come mai ci sono alcuni punti dove il problema si governa bene, altri dove il problema si governa male? È un problema di cooperative, è un problema di controllo. Il sindaco può intervenire anche in merito all'utilizzo dei profughi, nei limiti delle profughi, e fino a che punto? Ecco, andiamo sul pratico. Sindaco, bisogna fare una discriminante netta fra chi già ha ottenuto il documento di soggiorno, e cioè è stato riconosciuto come protezione internazionale nelle due variazioni, e chi invece ancora non l'ha ottenuto. Quindi per chi non l'ha ancora ottenuto è un grosso problema. Mi permetta di dire questo, e anche per gli ascoltatori che sono preoccupati, giustamente preoccupati, che molto spesso è quasi proprio una questione di fondi, è proprio una questione di soldi. Se lo Stato italiano potesse spendere di più su questo fronte, sarebbe più facile non fare vedere tutto questo. Comunque diciamo che i sindaci possono intervenire, il conto è stato fatto, mi divertivo un po' a vedere con la calcolatrice, il conteggio è stato fatto dividendo per la popolazione italiana il presunto numero di richiedenti asilo che entrano, e questo è il coefficiente del 2,5 che è stato detto. Se quindi ogni sindaco si prendesse questo impegno, si potrebbe, questo è detto, fare anche un progetto per quanto riguarda le persone non. Ecco, invece cooperative sì, cooperative no, cooperative buone, sì, le cooperative, siccome il progetto che è un progetto europeo che è stato fatto, perché i salti sono più o meno questi, sono il vecchio nostro Mare Nostrum nel momento delle rivolte arabe, se vi ricordate, come tempo, poi c'è stato il Triton con l'Europa che ha messo dei soldi, e poi c'è stato lo Scopio, perché la questione è molto complessa. Permettetemi una piccola digressione: la storia di Dublino non è una legge in cui lo Stato italiano può intervenire, è un accordo fra 27 persone e 27 persone collettive, le quali assommano milioni di persone all'interno. Che non ci pensano neanche a modificarlo. Ma non è che non ci pensino, è complicata la storia. Il problema lì dell'accordo di Dublino è che dice che dove viene identificato il migrante, quello è il paese che se lo deve tenere. Non può che essere così, mi perdoni un secondo solo. Evidentemente nessuno ha interesse a ridistribuire i migranti. Gli accordi sulla richiedenti asilo sono stati fatti nel momento in cui i richiedenti asilo, punti d'oro, no? Perché venivano dall'est. Erano pochissimi ed erano richiesti. Ma venivano dall'est, erano delle bandiere della libertà contro l'oppressione, per cui quando venivano erano. E quindi avevano altre caratteristiche, ed è stata fatta una scelta, non politica nel senso proprio socio-politica, di dire vediamo il carico, ma di dire opportunisticamente, se uno bussa a casa tua, sei tu che devi curare di chi è prima di mandarlo in giro. Perché se ma erano masse molto comunque. Erano masse contenutissime. Certo. Adesso quindi Dublino è stretto a tutti quanti, ha ragione chi critica Dublino, credo, insomma. Però non mi ha risposto quando una cooperativa è performante e quando la cooperativa è performante, nel senso che siccome c'è tutta questa situazione a monte, nel momento in cui lo Stato italiano si trova a dover gestire 180.000 persone che arrivano, e non avendo a monte un accordo con l'Europa che li disbrighi, che ne prenda in parte, è costretta a fare degli accordi eccezionali, e quindi prende delle cooperative, prende delle imprese, sono imprese, non sono cooperative tipo delle associazioni, certo, non è più terzo settore. Sono aziende vere e proprie. Sono delle imprese, sono migliaia di fatturano milioni di euro. Sono milioni di euro dietro, no? E quindi, ma fortunatamente che le fatturano anche, e quindi cosa fanno? Fanno degli accordi, fanno degli appalti, e questi gestiscono, portando dentro i medici, portando tutto il resto. Nell'ipotesi che è stata balenata, è che se i comuni dovessero aderire,
la possibilità di dividere tutto questo con il, come si potrebbe dire, con il sacrificio dei comuni, perché avete ragione che è un inconveniente, è un incidente di percorso, però non si può far finta di niente, è come se ci fosse successo un terremoto a 1500 km. Ma quello è un caso eccezionale. Ma è un caso Questa eccezionale. è un'emergenza che dura da 3 anni. voglio sentire Panfilippo che deve lasciarci un attimo. Volevo dire un po', No. posso permetterle? C'era un aspetto prima che non è stato detto, dice riportiamoli a casa, mi sembrava fosse lei a citare questo. Bisogna prima stabilire dove atterriamo l'aereo, perché non si fanno atterrare, cioè nel senso banale che noi non abbiamo accordi con i paesi. È quello che sta dicendo Bressa, Ma che sì, li ha stanno ragione prendendo quando lo adesso. dice. Ma gli Adesso accordi li stanno prendendo. con li il stanno treno, con la prendendo. Libia, che la Libia non esiste, non illudiamo nessuno, Certo. il problema è complicato, dobbiamo farci carico noi. Non possiamo cavarcela buttando via, invece di buttare via le scarpe rotte, di metterle dentro nel sacchettino della Caritas. Dobbiamo dire un po' meno per noi, sindaco. Io adesso so sentiamo, che è un voglio grosso sentire. sacrificio, ma è necessario che tutti lo facciano Ma questo. in mi ha modo mai che- sentito lamentarmi su questo? No, le do atto. Ha ragione. Poveretto, mi assicuro. Era retorica, abbia Icona. pazienza. Beh, anche a livello di ANCI Veneto, che è l'organismo che rappresenta i sindaci, non abbiamo mai fatto politica, nel senso io non sono qua a portare la bandiera del mio partito e a dire io sto portando concretamente quelle che sono le criticità che si sono venute a creare per cercare, dialogando tra istituzioni, quelle che sono le soluzioni ai problemi. Quindi poi quando mi tolgo la casacca da ANCI e faccio politica è un'altra cosa. La verità è che la criticità sullo SPRAR, per cui i sindaci non aderiscono perché non hanno nessuna garanzia se non una promessa. Quello che voglio dire, non esiste una legge, un qualcosa, è una promessa. È una promessa che è stata data qualche mese fa, proprio perché ANCI ha insistito dicendo che una delle criticità era quella. Ma niente di sicuro, di niente certo. di sicuro. Poi, altre criticità. Beh, tutto in divenire, va detto, Sì, va sì, detto sì, no, agli questo deve essere ascoltatori. chiarito. Io adesso La vado via da questione è qua. nuova, ci vuole tempo per governarla. Ecco. Io vado via da qua per andare su un tavolo dove si parla sempre del problema dei profughi e del fenomeno migratorio con prefetti e quant'altro, proprio per continuare. È un dialogo a mano che si verificano le condizioni, si cerca di migliorare e raddrizzare il tiro. Per cui al di là della politica nazionale, europea e quant'altro, io parlo da chi si occupa poi di gestire quello che è sul territorio il fenomeno. ANCI però ha visto anche delle defezioni, sindaci che si sono staccati da ANCI perché ANCI non si è opposta al governo a determinate. Quindi il ruolo di ANCI è molto delicato perché rappresenta i comuni possono cancellarsi, no. togliersi da ANCI, per cui nel rappresentare i comuni si cerca di farlo per garantire chi ne ha troppi e per cercare di tutelare anche chi ha delle condizioni per le quali non li può accogliere, e quello che si cerca di fare appunto è andare a raddrizzare il tiro il più possibile, perché sono esseri umani e vanno accolti in condizioni umanamente dignitose e accettabili. Che mi dicano quanti, adesso quest'anno è 2,5, poi ne arrivano altri 100.000, l'anno prossimo siamo a 3,5, poi 4,5. Allora decidiamo oggi quanti sono quelli che riusciamo ad accogliere. Ma non lo sa nessuno. Bene, quindi Non lo sa Quindi il nessuno. coefficiente è teorico. Quindi il E coefficiente ad è oggi- teorico. altro dato che inquieta. Bisogna perché vedere quest'anno- anche se è una promessa realizzabile quella Bene, di fermarli. perfetto. Perché qua ci sono un sacco di Perfetto. improvvisazioni Ma che fanno del male. c'è anche chi, come negli Stati Uniti, ti dice io metto là i carri armati e lo fermo il flusso. La seconda lingua è lo spagnolo negli Stati Uniti d'America e Ok, la maggior parlo- parte non hanno parlo di chi è permessi. stato eletto l'ultima volta, vero? Quindi Sì, sono bravi. vedremo quando Vabbè, è al potere se riesce a fermare in altro modo lui i flussi. Però qual è il concetto? Il concetto è che con lo SPRAR ci sono state delle criticità. Io devo andare come ANCI a parlare di SPRAR anche nei prossimi giorni nella zona dove c'è Valeggio sul Mincio, i comuni limitrofi che vogliono sapere le ultime modifiche. Quindi il territorio chiede cosa sta succedendo. Prego. No, intervieni pure. Più SPRAR ci sono e meno Conetta verrà svuotata. Attenzione. E meno Più connetto. SPRAR ci saranno che danno la clausola di salvaguardia della non accoglienza. Quindi più vi ritenete. Perché il problema è se tu assicuri a questi sindaci che non dovranno fare accoglienza perché si occupano di piccoli progetti di integrazione, perché SPRAR sono piccoli progetti di integrazione, Sono tuoi se gli cittadini. dai la salvaguardia che sono esentati dall'accoglienza, e quando svuotiamo Conetta?
Un'altra cosa che chiedo, ma se in una provincia, perché la distribuzione è su base provinciale, ci sono 2 caserme, ma perché mettere 1500 a Conetta e non suddividere su 2 o 3 caserme se questa è una criticità, e ripeto una criticità che non si deve più produrre perché si devono mettere in campo altre modalità, condivise o non condivise? Allora io vi chiedo, perché la politica ha in nessun modo cercato di suddividere il problema tra diversi comuni, quello della concentrazione? Ma qual erano le altre caserme vicine? Ah beh, ce n'era un'altra in provincia di Venezia, a Chioggia. Guardate, quell'esempio lì, a me, quelle parole del prefetto, in cui una cabina di regia dice: abbiamo deciso di spostare 500 persone nella caserma di Cabianca, frazione di Chioggia, abbiamo già verificato dove ci possono essere le utenze, avrebbero ovviamente fatto dei capannoni come che sono a Conetta, è durato siano 2 ore. L'ex sindaco Alfaniano di Chioggia dopo 2 ore ha fatto cambiare idea il prefetto. Allora queste cose qua è questo che non va bene. Non va bene. È questo che è non va bene. Perché Dai sennò uno poi schiaffo tutto il morale peso, ai cittadini. Tutto il peso cade su di voi. Certo, allora a quel punto lì perché non c'è stato nessuno che poteva dire: abbiamo sbagliato, perché qualcuno deve anche ammettere che errori ce ne sono stati, ma perché non cerchiamo di gestire il fenomeno concentrazione in attesa di mettere in atto 1, 2, 3, 4, 5, 6 azioni, perché il problema non è complicato, è complesso e la complessità esige varie soluzioni su vari ambiti, come che citavi tu in precedenza. E io ne potrei citare a questi tavoli tante azioni. Certo. Sai quanti soldi che ci sono in Europa per risolvere i nostri problemi? La Commissione Mogherini con il commissario greco Avramopoulos ha già dettato 10 punti dove ci sono la soluzione dei nostri problemi, finanziando Frontex per i rimpatri veloci. Inoltre c'è il fondo FAMI, fondo per la vi dico anche il nome perché ce l'ho qui, Back to Future, che finanzia già chi vuole rientrare e non solo finanzia, ma aiuta a essere reintegrati nel proprio paese di origine. Cioè i progetti City to City o Solidarity City sono io ho partecipato al summit europeo, mi sono confrontato con i sindaci delle principali capitali europee, lo fanno. Allora io dico, ma la politica qua vuole parlare solo di slogan o deve studiare? Perché bisogna studiare, ragazzi. E lo dico a te perché le uniche parole di buonsenso le sento da esponenti del PD. Da questo punto di vista devo dirlo, io non l'ho mai votato ovviamente, e gli altri solamente soffiano sull'ansia del cittadino. Ritorniamo a fare la politica perché è nobile e la politica nobile risolve i problemi. Ecco. C'è già tutto. Ecco, però c'è già tutto, perché non si accede a questo? E c'è qualche paese... Studiano. Perché non ma la Grecia ha ceduto a questo, la Grecia ha fatto accesso a queste possibilità? Allora, la Grecia ha problemi diversi, io ho parlato col sindaco di Lesbo e dunque lei può immaginare che a Lesbo hanno altri problemi, ma ho trattato con l'assistente del sindaco di Barcellona, ho parlato col sindaco di Zurigo sui progetti City to City, ho visto il progetto del sindaco di Lipsia che è spaventosamente virtuoso, e cioè che mette nello stesso piano i profughi, ma dice: visto che sto investendo, se mi servono 10 scuole per la formazione ne faccio 20. Sapete in che tempi? 1 anno e mezzo. Con dei finanziamenti, Andrea. Certo, e il budget importante, ci sono capitoli in Europa da poter attingere e poi ci sono i progetti di cooperazione decentrata, che un po' lo stavi dicendo, che sono già finanziati. È che noi in Europa non riusciamo a fare i progetti perché poi il burocrate c'è un livello di una professionalità inferiore agli altri amministratori europei. Cioè noi in Italia noi chiediamo solamente di gesta epiche o di fannulloni che approfittano della situazione per speculare qualche voto. Allora quelli lasciamolo stare, perché quelli prima o poi faranno un'altra vita, ma noi di una certa età in cui vogliamo risolvere i problemi ai cittadini, che proposte facciamo? Vi prego, studiate tutto quello che c'è, perché tra le altre cose qui vi posso dire
che si può già oggi, ad esempio per quei nigeriani che dicevano a Conetta io se posso vorrei tornare a casa. Bene, il fondo c'è, mi hanno già mandato i modi da compilare, si occupano di far rientrare e nella Nigeria c'è l'accordo bilaterale, possono rientrare e finanziano addirittura la reintegrazione nel proprio paese di origine. Allora, tutte queste cose qua vanno messe su un pacchetto di azione che porterà da una parte a far ritornare quelli che vogliono, dall'altra parte a lavorare in territori con i progetti city to city, dove il sindaco di Zurigo investe 1 milione di euro per un progetto in Giordania, eccetera, eccetera, eccetera. Potrei tenervi qua molto, ma aver passato 48 ore con quella gente lì, noi italiani, io, Ventimiglia, eccetera, eccetera, parlavamo di gesta epiche, di eroismi emergenzialità assoluta, gli altri parlavano di programmazione. E quando il sindaco, e quando il sindaco di Friburgo ha detto io ho dovuto assumere personale per gestire i volontari, avevo talmente tanti cittadini volontari che volevano darmi una mano per la gestione dei profughi appena arrivati, che ho dovuto assumere personale per gestire i volontari e ogni nucleo familiare, 5 nuclei familiari, c'è un assistente sociale. Hanno un'organizzazione incredibile e qui mi fermo perché... Ecco, adesso lei ci deve lasciare di pubblicità, però potrebbe recepire questo, farne tesoro per l'ANCI, perché... No, ma infatti ci confrontiamo, ci siamo confrontati, ci confrontiamo, continuiamo a confrontarci con i nostri colleghi proprio perché la voce che andiamo a portare è quella poi che emerge da chi sul territorio... Ci sono, come se l'hanno appena chiamato in mezzo mondo... Ha dato un respiro internazionale. Che il prefetto in 17 mesi a me non mi ha mai chiamato. Ma non è possibile una cosa del genere? Anzi, mi ha intimato di non avvicinarmi alla base. Ma perché sempre di più è passato il messaggio che il politico del territorio, il sindaco che abita nel paese, che va... ma il prefetto non può basarsi sui messaggi e neanche il governo. Allora, il prefetto cosa fa? Ti passa sulla testa, ti solleva dalla rogna e impone la struttura, no? Allora, se torniamo su numeri gestibili, dicevo prima di Monselice, il nostro collega Lunghi di Monselice ci portava l'esempio, 130 profughi hanno fatto, chi è che vuole fare volontariato? Si sono segnati in 5, il giorno dopo, visto che erano solo loro, si sono cancellati, nessuno ha voluto fare ore di volontariato. Numeri troppo grossi, si fa fatica anche a gestirli, se ne hai 20-25 sono gruppi che riesci anche con le associazioni locali ad impiegare. Quindi il discorso dell'accoglienza diffusa vuole cercare di avere delle compagini più gestibili rispetto ai grossi numeri. Dopodiché, se ci sono più comuni che aderiscono allo SPRAR, si trova anche dove portare queste persone una volta che hanno ottenuto lo status, altrimenti anche quello comunque è un problema che chi lo deve gestire ce l'ha, quindi se perlomeno dei comuni aderiscono allo SPRAR si libera lo spazio, diciamo, per chi deve invece ancora basta che abbiano le strutture per poterlo fare, perché sennò i quindi cittadini quello che poi si deve andare trovano. a fare è creare quelle politiche virtuose di cui ho sentito parlare e che condivido appieno, per cui non continuiamo a rincorrere. L'Italia ha come sua caratteristica rincorrere l'emergenza, perché nell'emergenza ci sta sempre, ci naviga. Però c'è un'emergenza ed è, tutti siamo d'accordo che Cona deve essere risolto, il problema Cona, perché è un problema tutti. Certo, allora io vorrei sapere qual è il piano di gestione futura per far fronte a, e tutte le parole che abbiamo detto di buonsenso distribuite tra di noi, ma Conetta come lo vogliamo risolvere? Per cortesia, qualcuno dica non lo so, o qualcuno dica queste sono le proposte, perché diciamo sempre che si dovrebbe fare, ma mai come. E lo SPRAR non lo è, perché ve l'ho spiegato perché non lo è. Dunque qualcuno che fa politica e si riunisce nei tavoli dove vengono prese le decisioni, ad esempio il tavolo che stai dando tu a Venezia, oppure quello con Stato-Regioni del 19 gennaio con Minniti, lì si debba decidere una volta per tutte come si risolve con Bagnoli e quelle che saranno le politiche. E anche altri centri, che poi abbiamo anche altri nel Meridione che sono in situazioni analoghe e terrificanti come i vostri. Io nel salutarvi vi do
la mia disponibilità anche a tornare e a parlare dopo. E a raccontarci quello che ne emergerà, esatto, così si farà portavoce di queste emergenze che sono Ci dici anche emerse. che fine hanno fatto i soldi che hanno detto che ci hanno mandato. Allora, salutiamo ovviamente il vicepresidente vicario dell'ANCI, Fanfiglio, gli auguriamo un buon lavoro, buon proseguimento dei lavori, perché a questo punto avrà un tavolo importante di trattativa. Noi torniamo a parlare in studio, però abbiamo la pubblicità a pochi secondi, quindi restate con noi.